Presidente, per prima cosa, le importanti novità di quest'anno per quanto riguarda la Rucker San Venemiano. Abbiamo potenziato decisamente il nostro roster, abbiamo deciso di tornare sul mercato ricostruendo intorno a 5 figure che già facevano parte del roster precedente, un progetto che ci permettesse di essere molto più competitivi, diciamo, a 360 gradi in quello che era il gioco già espresso l'anno scorso. Abbiamo sostituito il nostro allenatore, ci siamo trovati a dover sostituire il nostro allenatore perché abbiamo deciso di accettare una sua richiesta e dunque di uscire dal contratto. Questo ha fatto sì che il nostro GM Gherardini sia andato a completare quella che era la struttura del nostro staff con Agnello, appunto, un allenatore di primissimo ordine di cui chiaramente ci eravamo già interessati negli anni passati e che finalmente approderà qui a San Vendemiano. E per quanto riguarda l'impiantistica? L'impiantistica intesa come arena sarà la nostra nuova casa, anche se ufficialmente lo è stato già la scorsa stagione. Diciamo, la scorsa stagione eravamo da ospiti, quest'anno lo saremo da parte chiaramente in causa, essendo diventati anche noi gestori e concessionari appunto del palazzetto. Una Rucker che punta alto, insomma. Una Rucker che punta alto già da anni, una Rucker che negli anni secondo me è cresciuta, una Rucker che quest'anno credo abbia nelle corde la possibilità di ambire a traguardi importanti. A tal proposito, con quali criteri è stato allestito il roster della prossima stagione che sta per essere disputata? Questa è una domanda che solitamente mette in difficoltà i presidenti, perché i presidenti sono persone che si affezionano a tutti i giocatori che sono passati per la propria compagine. Chiaramente abbiamo pensato con il general manager Gherardini di affinare alcuni aspetti del gioco, soprattutto per quanto riguarda appunto la gestione della partita, dunque tutta quella che è l'attività di playmaking, dove abbiamo cambiato tutti e due gli interpreti. Abbiamo sicuramente potenziato con dinamicità quello che era il gioco dentro il pitturato e credo che negli esterni l'ingresso di Peti abbia riportato quella dinamicità e freschezza che insomma c'era mancata in qualche parte del campionato la scorsa stagione. Quindi mi sta dicendo scelte, ahimè, dolorose, però per certi versi necessarie. Dolorose appunto perché entrano nel gioco della sfera affettiva, dunque chiaramente non dico che sono tutti i miei figli giocatori della Rucker perché sono troppo giovane per averne di così grandi, ma chiaramente dolorose semplicemente, mi conceda il termine, da questo punto di vista. Chiaramente credo che sia normale fare delle scelte in un percorso di crescita come quello che ha coinvolto la Rucker sicuramente negli ultimi anni. Guardando un po' il girone, cosa dice? Qualcuno dice che è Mestre, che la squadra che si è rafforzata di più sarà la vostra rivale, diciamo, per la prima posizione? Sinceramente non ho ancora approfondito molto i roster del nostro girone, sono contento che questo girone sia stato selezionato e deciso così quest'anno, più che altro perché la vicinanza ad altre società ci permetterà chiaramente di vivere più le trasferte e di farle vivere a casa nostra dai tifosi avversari. Per quanto riguarda Mestre, penso che sì, insomma, Mestre non sia una novità, è una società che si sta impegnando, penso alla pari della Rucker da tanti anni, con questa ambizione, con questa voglia di fare un salto importante. È una società di cui abbiamo massimo rispetto dal punto di vista dell'onestà intellettuale che ci contraddistingue, penso, da ambo le parti. Chiaramente la rivalità, come è giusto che ci sia nell'ambito sportivo, la pone come ogni anno, come forse la prima rivale, ecco, anche per vicinanza territoriale proprio, ecco.